Con un semplice segno di penna del direttore generale Carlo Bramezza, l'ULSS 7 sopprime l'unità operativa semplice di chirurgia senologica. Una scelta che sembra andare apertamente contro a quanto decretato dal Consiglio regionale del Veneto. Ho appreso dai media che il 31 di dicembre è stata soppressa l'unità semplice dipartimentale di senologia, una struttura che era nata ancora nel 2019, quando in Consiglio regionale avevamo approvato le nuove schede ospedaliere. È una struttura che abbiamo voluto soprattutto come territorio bassanese, anche su pressione delle tante donne che erano in cura presso questa struttura, ma anche su richiesta dei sindaci e delle associazioni oncologiche. Un'indicazione ben precisa da parte del territorio, arrivata a ridosso di una fase davvero molto delicata per la sanità veneta. La pressione del Covid rischia infatti di pesare in modo determinante su altre situazioni, comprese quelle oncologiche. Stiamo vivendo un momento di pandemia dove ogni anno purtroppo nel territorio regionale vengono diagnosticate circa 4.000 nuove neoplasie al seno e quindi questa scelta veramente non riesco a comprenderla, cioè non riesco a capire qual è il motivo. Resta da capire il perché di questa scelta da parte dei vertici dell'ULSS 7, che va a riorganizzare, anche se per alcuni questa è disorganizzazione, settori già impostati secondo schede regionali. La programmazione sanitaria non è in capo alle strutture tecniche e alle direzioni generali degli ospedali, ma la programmazione sanitaria da sempre sta in capo al Consiglio regionale. Quindi vorrei anche capire come mai è stata fatta questa scelta senza un minimo coinvolgimento della parte politica e senza un minimo coinvolgimento anche del territorio. L'importanza della senologia di Bassano non viene messa in secondo piano dall'attività svolta a Sant'Orso. Nelle schede ospedaliere abbiamo inserito anche un primariato di senologia per l'ospedale di Sant'Orso, però ovviamente questa è una struttura che ha un carico di lavoro veramente importante e quindi l'idea di mantenere a Bassano un'unità semplice dipartimentale serviva proprio anche per sgravare la pressione e il peso sull'ospedale di Sant'Orso. La vicenda quindi non finisce qui e anzi la politica, che già aveva dato indicazioni ben precise, chiederà conto alla direzione dell'azienda pedemontana su queste decisioni che rischiano di avere importanti ripercussioni sulla salute di tante persone. Chiederò chiarimenti perché, ripeto, la programmazione è stata fatta dal Consiglio regionale e voglio capire come mai una direzione abbia deciso di cancellare una struttura così importante senza un minimo di confronto con la parte politica che ha fatto delle scelte ben precise su indicazioni del territorio.